già gremita, ma l'applauso più grande ai padroni di casa, gruppo folk Domilani di Dorgali. E allora ci stiamo a questa seconda edizione qua a Dorgali del Festival Internazionale a Manudenta, la prima volta che presento in questa piazza e devo dire che sono emozionatissima perché Dorgali è nel mio cuore da sempre, da tantissimi anni. Storia, archeologia, cultura sono le caratteristiche più importanti di Dorgali, ma soprattutto la gente, il vostro calore, la vostra ospitalità. Vi meritate tutti gli applausi di questo mondo. Grazie veramente di averci concesso di essere qui con il Festival Internazionale a Manudenta, e grazie ovviamente a voi tutti, a parte che sono tantissime coppie qua sul palco, ma in realtà sono molti di più, e questo è proprio un esempio del fatto che qua le tradizioni si vivono, esistono ogni giorno, esistono nel quotidiano, e con il gruppo folk Domilani di Dorgali abbiamo proprio un'espressione di quello che è l'attaccamento alle tradizioni e alla cultura qui a Dorgali. Grazie veramente di cuore. Adesso è il momento di entrare nel vivo della nostra serata. Intanto i padroni di casa già sono qua intorno a me che fanno da cornice a questa bellissima serata, ma vi presento anche quali saranno i gruppi di questa sera. E allora chiamo la Bolivia. Con una magia di colori. La Bolivia questa sera ci farà vedere qualcosa di grandioso, ci farà conoscere attraverso la danza quali sono i loro riti, le loro culture, le loro credenze. E ancora in questo viaggio virtuale ci spostiamo tra l'America Latina e la Sardegna ovviamente, quindi è il turno di Usini, gruppo folk San Giorgio. Ed è grazie al gruppo folk San Giorgio che esiste a Manudenta, il festival internazionale che quest'anno va a spegnere ben 25 candeline sulla torta. Quindi oggi festeggiamo il 25ennale di un bellissimo festival che poi avrete modo ovviamente di valutare anche voi se sto dicendo la realtà dei fatti. Andiamo avanti col Perù. Dai vestiti sgargianti, dalle danze tribali, loro arrivano dal Perù. E ancora la Slovacchia. Finalmente una terra che vive di felicità dopo aver passato tanta sofferenza. C'è una grandissima tifoseria qua alla mia destra. Punta di diamante, l'Argentina. L'Argentina che è vera passione, vera tradizione nella danza, è stata influenzata da diverse correnti indiane, africane, ma le vedremo più tardi. Adesso io so che il gruppo Domilani di Dorgali vuole donare, come dire, qualcosa a questi gruppi, a queste delegazioni che sono qua dietro di me in segno di ringraziamento, perché loro arrivano veramente da molto lontano. È vero che anche loro dalle loro parti celebrano mediante festival veramente mondiali tutto questo, perché l'interscambio, la cultura, il tenersi la mano è qualcosa di veramente unico e speciale. Noi oggi attraverso questo viaggio virtuale possiamo stringere la mano ai popoli nel mondo, quindi facciamo ancora un grande applauso alla ricchezza e alla meraviglia. E mi raggiunge Enrico che consegnerà, è presidente ovviamente del gruppo folk Domilani di Dorgali, che consegnerà alle nostre delegazioni un omaggio, un piccolo omaggio. Allora chiamo la Bolivia.
Grazie, veramente è stato davvero un pensiero molto carino. Un piccolo dono anche al Perù. Slovacchia. Grazie, c'è tanta emozione qua sul palco, anche i nostri ospiti questa sera li vedo molto emozionati nonostante siamo alla nostra quarta trasferta, però Dorgali lascia il segno, Dorgali è qualcosa che emoziona veramente dal profondo del cuore. E ancora l'Argentina. E immancabilmente i proprietari, i titolari di questo festival internazionale, il gruppo folk San Giorgio di Usini. Allora, ci siamo, dobbiamo dare inizio alla nostra serata, io congedo le mie delegazioni e ci vediamo tra un pochino, potete lasciare il palco perché ora è il momento di iniziare con le nostre danze. Iniziamo con il nostro viaggio, una piccola finestra dove noi ci possiamo affacciare e guardare al mondo intero, partendo però dal posto in cui ci troviamo e quindi dalla Sardegna. Compiono quasi 50 anni di attività, come vedete sono tantissimi, ma gli associati sono ancora molti di più, stiamo parlando di quasi 400 soci, e loro portano la bellezza della tradizione folcloristica di Dorgali in tutto il mondo, tant'è che hanno partecipato a manifestazioni di livello internazionale, arrivando persino in Thailandia. Vogliono proseguire con il loro operato guardando anche un po' al futuro. Ecco perché i ragazzi hanno messo in piedi anche un piccolo mini folk che si chiama Sospipios. È il momento di ballare, me ne vado, non parlo più perché il palco deve essere tutto loro. Allora suona Torre de Lussu. Il gruppo folk Domilani di Dorgali si esibisce con Supalu Zirau.
quanto sono belli, ma quanto sono meravigliosi, complimenti, complimenti a tutti, siete stati bravissimi. Non vedo il mio presidente, eccolo qua, vieni qua con me, Enrico Lai, il presidente del gruppo Folk. Caspita, ecco perché sei presidente, sei proprio ben voluto, fra qualche anno sindaco anche. Allora, sappi che sono un pochettino amareggiata, perché io vi seguo, io vi adoro, non vedevo l'ora di vedere 2, 3, 4 balli, invece solamente uno. Allora, Enrico è molto emozionato, ma d'altra parte sono emozionatissima anche io, hai perfettamente ragione ad essere emozionato. E tra l'altro lui è un giovanotto, è piccolino, è un presidente che già ha 21 anni, è un signor presidente, quindi si merita tutto l'applauso. Allora Enrico è stato molto bravo perché ovviamente ha gestito tutta questa macchina organizzativa, ovviamente con la collaborazione di tanti, ma io ho avuto contatti con lui ed è stato davvero una persona bravissima nel gestire tutto questo che, credetemi, da dietro le quinte non è per niente facile, quindi complimenti sicuramente Enrico. Lui ci teneva a ringraziare un po' tutti. Sì, ciao Ilaria, ci tengo innanzitutto, buonasera a tutti e ringrazio tutti voi per essere qui presenti oggi così numerosi. Poi ci tengo a ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale, la Prolocco, il Fedales 93 e Don Gianfranco e Don Pietro per l'aiuto dato in questi giorni. Ci tengo a ringraziare anche tutte le associazioni che ci sono state vicine questi giorni, il gruppo Folk San Giorgio di Usini e in particolar modo Gavino, il loro presidente, per aver portato qui anche quest'anno ad Orgali il loro festival, che da 25 anni è in giro per la Sardegna con danze e culture internazionali e tradizionali. E infine il ringraziamento maggiore va a tutti i soci e alle nostre famiglie che ci aiutano costantemente per la riuscita di questo festival. Grazie ancora e asciate Rosciani. Ci credo che sei emozionato, guarda un po' che tifoseria che hai. Ascolta, le sorprese non sono finite qua perché c'è una sorpresa per te. Da parte del gruppo Folk Don Milani, Ma io in programma avevo un'altra cosa, grazie. Grazie, bene, la serata è finita, andiamo a mangiare e a bere. Ciao, buon proseguimento. Comunque dicevo, ci credo che sei emozionato perché comunque dietro hai davvero tanti applausi e seguaci. Da quanti anni sei presidente o sei diventato da poco presidente? Qualche mese. In qualche mese ti sei, come dire, hai vinto tutta questa fama. Attenzione perché al prossimo giro lo vediamo da altre parti. Va bene, allora grazie mille, io vengo con te. Nel frattempo, se qualcuno ci può aiutare a prendere tutto questo, così potete fare la vostra uscita e ritornate in coppia, vai tranquillamente dalla tua dama, anche se non siamo a passo, insomma, di organetto, il palco è vostro, salutate il pubblico e ci vediamo più tardi.